Vai ragazzi, andiamo, Gran Premio della Cina. Vai. Si parte. E qua possiamo fare una bella gara, anche vincerla se vogliamo. In Cina, una gara che ci piace tanto. Mamma mia, leggero contatto con Seb. Nulla di grave. Ok, passiamo indegni alle prime curve, questo era importante. Bisogna non far scappare Gigi adesso, e quello è il vero problema. Cioè, Gigi già in fuga, però dopo una curva, cioè, boh. Cazzo, ha un razzo in culo. Scusate il francesismo, raga, ma... Il super Fantagigi. Super Fantagigi. Questa è una gara che possiamo e dobbiamo fare bene. Ok. Però ragazzi, Hamilton veramente è già in fuga. Non so come, non so perché, ma Gigione è in fuga. Questa è una curva che odio profondamente. Ok, abbiamo superato la fase iniziale, adesso proseguiamo. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme morbide. Qua il pit è velocissimo perché le gomme si usurano leggermente. No, Kume, no, non buttarle via così però le gomme. Il passo per fare il podio c'è, il passo per vincere non lo so. Anche se Vettel non è lontano, eh. Scusate, ma sono anche concentrato. Primi giri importantissimi. Sì, ma no, miscela magra, perché miscela magra? Ma porco due. Ma non che credo. Cagatissima del Kume, che siamo a più 2,9 di carburante. Ma vaffancuore. Tanto Hamilton ha un passo molto superiore al nostro. Mamma che Gigi, raga. Boom. Gli ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS disponibile da adesso. Mi fa piacere. Gigi sta scappando via comunque in una maniera abbastanza imbarazzante, eh? Per noi. Gigi non si tiene. Le gomme hanno già problemi, le sento. Comunque il nuovo aggiornamento ha portato sicuramente a cose positive, eh? Questo è poco ma sicuro. Dai, dai Red Bull, dai. Ma che Gigi, signori, che Gigi, mamma mia. Gigione scatenato, mi sta già veramente massacrando. Il Bibitaro sta arrivando però. Il Bibi arriva. Attenzione, addirittura mi vuole superare Vettel.
Mamma mia, Vettel mi sta massacrando adesso. Max è rientrato ai box. Max ai box. Teniamo per fortuna. Max ai box. Devo andare ai box adesso. Box, box, rientriamo in questo giro. Box in questo giro. È il momento buono per il pit stop, rientra ai box alla fine di questo giro. Andiamo subito, va. Mamma mia, questa l'ho presa malissimo. Comunque Hamilton veramente fuga hamiltoniana. 6 secondi di vantaggio per l'inglese. Per favore, riduci l'erogazione delle RS. Abbiamo bisogno di caricare la batteria. Ok, porco. Ricorda di rientrare ai box a questo giro. Vettel ci prova. Devo largarmi. Non ci credo, se vai ai box Vettel so cazzi, Dio Cristo. Ma no. No! Io l'ho sorpassato ai box. Mossa meravigliosa e pazzoide anche. Grande, grande Cume. Veloci. Cos'è? Non dare gas. No, vergognoso, vergognoso ai box. Ho perso 2 posizioni così, porco 2 di merda, ma vai a fare in culo, dai. Che schifo. Abbiamo ancora una sosta da fare, ultima sosta prevista. E anche su Verstappen, ma non ci voglio credere. Bruttissima cosa ai box. L'invidia per Veneziano ha portato a questo, agli errori. Tanto supero subito Ocon. Ma ha perso posizioni sia su Verstappen che Vettel. Che schifo, raga. Mamma mia, che brutta cosa, veramente. Helmut Marko vuole il mio corpo. Guarda, il goldone di Ocon. Sono io davanti, non ho per il cazzo. Che schifo. Veramente ai box scandalosi proprio con me. Veneziano veramente arrabbiato. Prossima sosta il 16°/21°. Ma brutta scena, veramente orribile. So, ammazzatevi stronzi. Non ho parole per descrivere questo scempio. E la perdo anche da Ericsson. La perdo anche da Ericsson la posizione. Distacco dall'auto dietro, 1,5 secondi. Me la riprendo subito con arroganza. Va. No, vabbè, incredibile, incredibile. Incredibile Ericsson, incredibile quest'uomo vergognoso. Mi sono innervosito troppo, raga. Cioè, perdere 2 posizioni così è schifoso. Prossima volta si torna alla strategia classica come negli anni, va dei box 1 o 2 giri dopo. Perché beccare il traffico così è veramente, veramente vergognoso. Ho una rabbia, raga, devastante. Podio sfumato in questo istante. La vettura dietro di te è rientrata per montare gomme morbide. La vettura dietro di te monta gomme morbide. Tutto sfumato. Sogni di un altro podio sfumato in questo istante. Adesso la macchina non ha neanche ritmo, non riusciamo neanche a prendere Verstappen.
Vabbè, va bene. C'è bisogno di bagare, perché sennò... Quindicesimi siamo. Quindicesima posizione. E devo anche abbassare l'erogazione. Incredibile, va. Scusate l'incazzatura, ma fai perdere 2 posizioni così, anzi 3, perché per fortuna ho superato subito Ocon. In questo momento la macchina non la sento neanche agile, purtroppo. Ce ne siamo andati da Ericsson, almeno questo. Stiamo arrivando a prendere Sirotkin. Ciao Sirotkin, ciao 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 ciao. Ok, Sirotkin preso. Il problema è se cominciamo a rivedere Max, ma... Ho perso veramente tanto con la sosta, ma tanto tanto. Adesso ci stiamo anche svuotando di benzina. E questo è importante. E piano piano stiamo arrivando. Anzi, stiamo tornando. Adesso teniamo ancora l'erogazione a bassa. Sta calando molto la prestazione di Verstappen e gli altri e poi faccio la cagata. Eccola qua. Ma è immancabile, meno male, non tra penalità, ma immancabile il cagatone veneziano. Sono anche loro in risparmio, di brutto anche. Il distacco dalla vettura che ti precede è 1,7 secondi. Purtroppo siamo ancora fuori dalla zona DRS. Ma non siamo lontani. Dalla prossima posso alzare anche l'erogazione, che non è male. Dai, ammazzatevi. Grande Stroll che rompe le balle comunque. Grande Lance. Dai che non siamo lontani, se andiamo di erogazione alte ce li andiamo a prendere. Ce li pappiamo adesso. Come dir si voglia. Questa è la curva dove sicuramente recuperiamo di più. Eccolo qua il mio Max. Stai creando un buon vantaggio sulla vettura che ti segue, gli rifili qualche secondo a giro. Dai che Vettel non sta ancora scappando. Beh, Sirotkin umiliato, ma ci mancherebbe anche altro. Dai che adesso è di nuovo il nostro momento. No! Mamma mia! Meno male che ho preso la ruota, sorpasso ai limiti, lo so, sorpasso ai limiti su Stroll, mi dispiace, ma... Dopo quello che è successo ai box, sono teso e ho bisogno di recuperare subito. Gran sorpasso su Verstappen, un po' meno su Stroll. Ma me ne fotto, sinceramente. Vai, Vettel se ne sta andando, purtroppo.
Comunque non c'è danno, per fortuna ho preso la ruota. Per fortuna. Tanto che Verstappen supera Stroll. Abbiamo superato comunque Stroll, che devo superarne 2 in un colpo. Ok, il distacco è 2,0 secondi. Mi fa piacere. Non riusciremo a tenerci a questi giri per molto. Passa alla miscela 2 al più presto. Abbiamo consumato veramente tanto, eh. Dai che adesso il passo è buono. Vai Hamilton, salvo in safety car. O ritiro suo e vince la gara. Per noi questo è ancora presto per vincere il mondiale. Ci proveremo se abbiamo fortuna come con la Force India l'anno scorso magari. Cioè sul Formula 1 di 18, 17. Però Hamilton stanno lo vedo bello gasato, eh. Purtroppo non siamo ancora in zona DRS. Ci prova Vettel giustamente e ovviamente. Risparmiamo un attimo. Adesso c'è Stoffel, Vantanti devono ancora andare ai box, ragazzi, quindi non preoccupiamoci della posizione. Teoricamente dovrei averla persa solo da Vettel adesso. Nessun ritiro per il momento comunque, è gara regolarissima qui in China. Dai che c'è Stoffel da superare. Bloccaggio di Stoffel. Mamma mia, sono dovuto andare un po' sull'erba per superarlo, se no rischiavo l'incidente. Devo superarli velocemente questi, non posso badare allo stile, ma devo superarli, punto. Il Cume è anche questo, un porco. Mamma, che casino. Che bagarotto che si è formato. Si è formato un autentico bagarotto. Qualcuno sta rallentando di brutto, non si capisce chi però. E qualcuno ne può e ne deve approfittare. Siamo anche noi in zona DRS. Solo devo stare... no, molto, ma iper attento perché... Ok. Mamma mia, madonna Magnussen. Bella mossa, ben fatto. Maledetto Magnussen. Bandiera verde. Cazzi Siamo tuoi, di nuovo in Magnussen. gara. Ho frenato per andare addosso a Vettel. E Magnussen all'esterno mi ha rotto i maroni. Ma sono tranquillo, tanto sono piloti che superi comunque. L'importante è non fare errori o non buttare fuori Vettel, Bottas, insomma quelli che lottano con me per il mondiale. Le altre devo solo superarle velocemente. Lo stile lo voglio contro di loro. Adesso voglio fare un bel sorpasso però, eh. Ma no, avvertimenti dove? Dai. Al prossimo penalità, ragazzi, non una bella cosa. Gasly sta rallentando tantissimo Vettel. E anche l'altro Toro Rosso. Dai. Qua devo fare veramente... ecco, qua devo fare il gran sorpasso. Oddio.
Eccolo qua, mi riscatto da qualche sorpasso un po' eccessivo con un doppio sorpasso da manuale. Tanti va nei box, molto bene. Quando c'è un ritiro. Non so chi però. Safety car non vuole uscire, non c'è niente da fare. Adesso devo superare bene anche Hartley. Tanto bandiera verde, non so però, non so veramente. Si è ritirato una, penso, o una Ferrari o una Alfa Sauber. Comunque il ritmo c'è, sono contento, dai, sono contento. Devo stare un po' su magra, devo recuperare un po' di carburante. Altro buon sorpasso. Non rompere i maroni Hartley. Ci stiamo avvicinando alla finestra del pit Pit stop. stop. Monteremo gomme morbide. Siamo terzi. Ma la Bottas... Anche la Bottas ha veramente perso 4-5 posizioni ai box. L'ho recuperate in pista. Molto bene, ma ragazzi... Che dura, che dura, che dura. Le gomme sono ancora, insomma, non messe malissimo. Questa volta vado più tardi ai box e me ne fotto. A costo di rischiare, poi cercherò di riprenderle in pista se perdo con l'undercut. Siamo in fase di risparmio adesso e ci sta. Hamilton non si è mai visto, ragazzi. Gigione non si è mai visto. Comunque finora sorpassi belli e sorpassi pazzi, sorpassi pazzi e sorpassi belli. Questa è la dura legge veneziana. So, questo è il momento di... Beh, comunque Hamilton è davanti ma non è in iperfuga, diciamo. Ok, siamo di nuovo Max secondi. è rientrato ai box. E adesso vediamo, ma perché ste robe? Ogni tanto per sbaglio mi schiaccio il pulsante. Vettel comunque là è vicino. No, erroraccio bruttissimo. Vedi, quando le gomme cominciano a darmi problemi, le cagate sono dietro l'angolo. Tanto sta uscendo un timido sole. Hamilton veramente è in strafuga, comunque. Dai, attenzione, attenzione, Gigi fuori. Dammi questa gioia.
La finestra del pit stop si è aperta. 12 secondi di vantaggio per Hamilton. Un marziano. Comunque tanti sorpassi per il Commendone anche oggi, ci stiamo divertendo tantissimo. Volevo avvisarti che dovresti aver notato una perdita di aderenza delle gomme. Comunque dovrebbero reggere ancora per un po'. L'ho leggermente notato, ma proprio leggermente. Ricorda di entrare ai box in questo giro. Tieni d'occhio quanto di... Box in questo giro. Confermo la sosta al termine di questo giro. Troppi problemi, raga. Sento che non ce la fa più. Non ce la fa più la mia Red Bull. Vettel è qua. Vettel viene ai box con me. Vettel viene ai box con me. Porca miseria. Vediamo se riesco a perdere la posizione ancora. Fuori, sarai subito in gara. Yes, finalmente qualcosa di positivo. Bravi raga, bravi raga. Comunque si è ritirata una... Attenzione alle gomme adesso, devi finire la gara con il treno attuale. Si è ritirato... Ericsson. Leclerc alle medium, lo dobbiamo superare, Charles. Stiamo davanti anche a Bottas, grandissimi adesso. Si riscattano un po' tutti. Adesso ci spariamo. Un giro con miscela magra. Però Leclerc, ripeto, alle medie, adesso ce lo pappiamo. Adesso ce lo mangiamo. La carica della batteria è a posto, aumentiamo l'erogazione delle RS per migliorare il ritmo. Con calma. Eccolo qua, Fioi. Ce lo mangiamo. Boom 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 boom. No, lungo forse. Lunghissimo. Sbagliamo completamente. Brutto errore qua. Belli. Adesso arrivano i sorpassi, quelli belli. Sorpassi pazzi, sorpassi belli, sorpassi belli, sorpassi pazzi. È la dura legge del cume. E torniamo secondi. Che recupero. Quanti sorpassi fatti in pista da veneziana, ragazzi, che così è veramente più bella la carriera. Portata così. È molto più appetitosa. Perché stiamo girando bene adesso. Proviamo a fare un bel giro. Vediamo se riusciamo a fare un giro, il fastest. Stiamo massacrando Leclerc, solo che Gigi, ragazzi. Gigi è inarrivabile. Cioè.
Che Il distacco dalla vettura dietro di te è 1,5 Che si è secondi. mangiato Gigi, raga. Giro record 1.36 e 333 per Gigi Hamilton. Boom, 1.35. Il distacco dal tuo compagno di squadra Di è veneziano. 6,8 secondi. Ma cosa ho fatto? Qualcuno ha tirato fuori un giro record. Solo che è impensabile andare a riprendere Gigi. 14 lunghissimi secondi. No, 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 no. Comunque il secondo posto me lo tengo strettissimo. È una bella cosa. Per la prima vittoria c'è ancora tempo, non abbiamo fretta. Comunque sì, diciamo che stiamo gestendo bene. Stiamo gestendo bene il tutto. Adesso vogliamo solo il ritiro di Hamilton che non arriva. Solo una safety car adesso, porca miseria. Tanto il distacco è sempre 14 secondi, né perdiamo né recuperiamo. Piano, come attento. Dai Hamilton, spacca il motore. Te lo chiedo da amico proprio. Gigi non lo spacca. Gigi non lo spacca purtroppo. Comunque gara veramente sontuosa di Hamilton, eh. È rimasto primo dal primo secondo di gara e ciao. Ok, distacco dal pilota in testa 14,4 secondi. Otto giri al termine. Gara difficile, dura. Serve l'acuto. Stiamo guadagnando su Bottas ma non recuperiamo niente su Hamilton, anzi. Proprio un Gigi incredibile. Ti consigliamo di passare al Mix 2, carburante al Mix 2. Previsione del tempo. Nessuna pioggia prevista al momento. Le gomme da asciutto sembrano le più indicate per ora. Così, ho voglia di sentirlo.
La Cina è sempre una gara che comunque porta bei risultati. Stiamo zitti che manca ancora tanto. Però fino adesso è così. No, lunghissimo. Mamma mia che errore. Appena detto. Che bello guffarsi da soli. Ok. Situazione veramente di stallo. Adesso prendiamo qualcosa da Hamilton, abbiamo fatto un gran giro. Siamo nella fase finale della gara, secondo posto che vanno bene di più. Tanto c'è Vettel adesso che ha superato Bottas. E rompi sto motore, Gigi. E rompilo, Gigi. E rompilo, Gigi. Il distacco da quella dietro è 4,7 secondi. Gigiotto non lo rompe. Purtroppo Gigi non lo rompe. No, lungo. Le gomme dovrebbero iniziare a darti i primi problemi Grazie. soltanto fra qualche giro. Al momento sembrano in buone condizioni. Mi fa piacere. Mi fa molto Abbiamo piacere. carburante a sufficienza per altri 5 giri. E vanno più che bene. Vettel è sempre a buonissima distanza. Adesso sto perdendo da Hamilton, sto girando. Il pilota dietro di te gira su tempi leggermente più veloci dei tuoi. Accelera. Abbiamo ancora 4 secondi e 5, dai. Questo è l'importante. Poi stanno lottando Bottas e Vettel, questa è la cosa importante. Ok. 4 e 7, sto anche guadagnando. È Gigi che ha fatto il marziano, eh. Marziano Gigi. Gigiotto.
fatto una gara sublime, ma noi non siamo da meno. Che strano però, Bottas e Vettel sono riuscito a superarli anche in pista dopo l'errore dei box. Sono a 5-5, e da Hamilton non guadagno niente, anzi perdo. Cazzo ha Gigi? Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Dai che non manca tanto. Verstappen si è un po' perso. Verstappen è secondo, terzo, sesto è Verstappen. Per la costruttori non bene. Non bene per la costruttori. Comunque gara tranquilla, solo un ritiro. Il distacco dalla prima posizione è 16,8 secondi. 3 giri alla fine. Bene, bene. 5, 9, quasi 6 secondi. Guadagno sempre qualcosina sulla coppia Vettel-Bottas. Peccato aver perso Hamilton dopo la prima curva. Ecco, per esempio devo dire che questi ultimi 8 giri sono stati un po' così, diciamo, senza lotta, senza niente. Vediamo se magari tagliare queste piccole parti un po' morte. Adesso valuterò questa cosa. Però a me piace tanto così, raga. Piace veramente tanto. Mi fa stare sempre sul pezzo. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 2 giri. E mi fa piacere. Due giri alla fine ormai. 2 laps, 2 laps. Il giro record è mio per adesso. Se mi tengo proverò un ultimo giro a bomba. Anche se ho le gomme andate. Abbastanza, sì. Ancora. Che palle, oh. Ok. ...17 secondi da Hamilton che ci ha proprio massacrato. Aumenta l'erogazione delle RS. Aspetta, è l'ultimo arrivato giro. il momento di usare un po' della carica. All'ultimo giro faccio tutto, boss. Sei all'ultimo giro.
Vai. Non riusciamo a fare un giro migliore. Non credo, però ci provo. Cioè, l'ho fatto il giro quasi 10 giri fa con le gomme in condizioni leggermente diverse. La riserva di carburante in eccedenza Infatti. si sta esaurendo. Presto dovrai ridurre i giri del motore. È abbastanza impossibile. Non riesco a prenderle in pieno. Infatti 3 decimi comunque. Dai che arriva un altro podio incredibile, incredibile. La Red Bull c'è. Uno! Per guardare le... Mamma mia, vabbè se andavo fuori così, ciao. Vince Hamilton, ma poi... il super come boom boom boom. Buon secondo posto, sì. Bel lavoro, te la sei cavata benone oggi. Credo che anche il capo sarà soddisfatto. Molto, molto soddisfatto. Ed ecco i piloti che salgono sul podio dopo un'ottima gara. Sì. Sono stati fantastici, come sempre, ed è una vittoria. Vediamo le classifiche. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla classifica del mondiale piloti. Siamo terzi a meno 14. Sebastian Vettel che aumenta il suo vantaggio in cima alla classifica. Costruttori sempre primi e godo. Raga, costruttore come Daniele Veneziano. Dopo una gara del Ah genere no, cazzo non può dico. che essere Cazzo dico, ci sono interviste, scusate. Il panico. Ottimo lavoro oggi. Come pensi sia andata? Sarai felice di Sì. essere sul podio. Emozionante, me l'aspettavo. Olè. Oggi c'è stato qualche piccolo scontro. Di chi è la colpa, secondo te? Saber, vaffanculo. Ti ringrazio. Raga, adesso sì, un saluto del comandante veneziano. Altro podio. Ciao!